Ciao Fiutu-san, oggi è 2 maggio e praticamente da ieri si può uscire, sono le 7 del mattino. Oggi ho fatto presto perché ieri mi sono accorta che in certe fasce orarie esce praticamente la massa di gente, quindi mi sa che quella delle fasce orarie non è stata una grandissima idea. Quella degli adulti è dalle 6 alle 10 e dalle 8 alle 11. Il resto non me lo ricordo adesso a memoria, però ve le dirò quando farò questo video, senz'altro. Vabbè, adesso continuo a fare questo giro e vedremo quando finisco di fare questo video perché non lo so ancora. Ciao ragazzi, ciao Fiortu-san, oggi è 9 maggio e diciamo che prima di tutto vi voglio fare un piccolo aggiornamento perché lunedì passiamo in fase 1 quasi tutte le regioni, qua siamo partiti da fase 0 e non da fase 1, quindi lunedì arriviamo in fase 1 quasi tutti, salvo Madrid, mi pare che Catalogna e poi ci sono alcune zone in alcune regioni della comunità valenziana così che non passano di fase. La mia regione, la Galizia, che come vedete è nello schermo è a estremo nord-ovest, passa di fase. E adesso dai, andiamo a toccare il punto di cui volevo parlare oggi, che sono le sorprese che mi sono trovate quando ho cominciato a studiare il milanese. Allora, una delle prime cose che mi ha sorpreso tantissimo del milanese è la sua fonetica. La sua fonetica soprattutto per i suoni che vengono dal francese o che sono comuni al francese, come i suoni vocalici E e U, cioè cassola, pu, e vabbè, c'è un'altra parola con U che non la voglio dire. Però vabbè, insomma, questi suoni non esistono in italiano e ovviamente non esistono neanche in spagnolo e neanche in galiziano. In galiziano abbiamo qualche suono del portoghese, però questi suoni non esistono. Poi vabbè, ci sono le vocali aperte che a me più di una volta mi hanno detto, ma hai questa mania di fare delle vocali aperte quando parli in italiano? Beh, ormai Una- un'altra cosa che mi ha sorpreso è la grammatica milanese, soprattutto le prime cose che ti colpiscono, diciamo il pronome personale mi, perché ti sembra strano, cioè quando di solito un possessivo, così, qua è un pronome personale. Quindi diciamo che è una delle prime cose che mi ha colpito. Poi le negazioni delle frasi che vanno alla fine del verbo e non prima. Cioè io non mangio, mi mangi no. E all'inizio ricordo che facevo una fatica e la Madonna a, diciamo, spostare il no dopo il verbo. Poi vabbè, succede anche nelle domande delle volte che le particelle interrogative vanno alla fine. Ti teste mal per cos'è? Vabbè, non so se l'ho detto bene adesso, però diciamo che credo che ho fatto capire il concetto. Comunque, poi vabbè, i verbi sono complessi più per la scrittura che per il modo di parlare, però diciamo che sono un pochino complessi per me, però vabbè, e pian piano si impara e si comincia ad usarli, no?
Però vabbè, diciamo che i punti della grammatica che più mi hanno sorpreso sono stati quelli. Poi vabbè, gli articoli, devo dire anche che il fatto che l'articolo il in milanese sia el, che è un articolo che si usa anche in spagnolo, cioè mi aveva lasciato un po' così, un po' perplessa, mi ricordo all'inizio. Poi vabbè, l'altra cosa, che è quella più bella, secondo me, sono le espressioni, perché veramente il milanese ti dà delle espressioni incredibili, incredibili. Un'espressione molto comune è Milano e peu più, cioè Milano e poi niente, e nient'altro, che vabbè, rappresenta questo sentirsi parte di Milano, quindi è una espressione veramente carina. Poi il milanese Arius, che è quello che si vanta di essere milanese pure non essendo milanese. Quindi io sarei una milanesa ariusa, forse. Scherzo, vabbè, io non mi vanto di essere milanesa, non lo sono galiziana, però vabbè. Poi vabbè, ci sono altre cose altre espressioni bellissime. E il milanese col cœur in man, che questo non ha bisogno di traduzione, secondo me. Poi il bauscia, questa mi fa morire perché una volta, anni fa, un napoletano per prendermi in giro, perché secondo lui avevo cadenza milanese, mi chiamava bauscia, però non riusciva a dire la U e mi chiamava bauscia. E vabbè, che devo fare? Poi vabbè, un'espressione che utilizzo tantissimo è tireminanza. Come la va? Tireminanza. Poi fava la luce, non poteva mancare questa espressione. Stai attento, stai attento. E vabbè, niente, io mi ricordo di una volta che ero in periferia a Milano, ma proprio, cioè, ero in periferia e un signore mi ha visto e ma fa frecce? E ho pensato, ma come cavolo? Cioè, non sai se so parlare milanese, non sai se sono milanese e mi parlo in milanese, vabbè. Io ho risposto sì, e fa proprio frecce, quindi... Eh. Poi, oddio, Offelè falto mestè, questa è bellissima, cioè non rompere i coglioni e parla di quello che sai e non di quello che non sai. Cioè, adesso tutti quanti a parlare di virus, io, oddio, evidentemente qualcosa dico, però non sono un'esperta, non, non mi faccio i cazzi degli altri. Scusate, che sto diventando fin troppo volgare, mi sa. Poi vabbè, Milan è proprio un gran Milan. Questa, questa non ha bisogno di spiegazione, mi sa, eh. Poi, oddio, ci sono un sacco di espressioni come mochera o muchela per dire smetti di rompival, smettere di rompere le palle. Vabbè, io cioè, vi avverto che io non ho un copione, sto improvvisando, sto andando un po' sulla marcia, diciamo. Però vabbè, niente, il milanese è veramente bellissimo, ha un sacco di espressioni particolari, un sacco di parole particolari e a me quello che dà fastidio è che ci sia gente che non dia un valore a queste cose e oddio, una persona che dice ma sono dialetti e non valgono nulla. Prima di tutto dire che sono dialetti è un po' così. E poi dire che non valgono nulla, cioè, scusate, ma no, assolutamente no.
Poi vabbè, il Giargiana, il Giargiana, mamma mia, le un giargianese. E vabbè, i Giargiana sono le persone del sud Italia, ovviamente. E io non c'ho niente in contro del sud Italia, veramente, perché a volte c'è gente che mi ha detto, ah, ma parli milanese, quindi ce l'hai con il sud Italia? No, non ce l'ho, non ce l'ho. Io giudico una persona per quello che è, non per venire da qui o da là. Cioè, se mi stai sulle balle, mi stai sulle balle, basta, e non importa se sei milanese o napoletano o che ne so. Eh. Comunque, vabbè, e queste sono alcune cosine che mi sono venute adesso in mente. Ovviamente ce ne sono tante altre, se volete scrivermi qualcosa o suggerirmi qualcosa, lo potete lasciare nei commenti e vediamo cosa facciamo, va. Uè, fiu, savedum.